Amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, mi trovo in compagnia del nostro caro professor Antonino Russo, che quest'oggi, a gentile richiesta, ci farà, diciamo, un excursus di quelli che sono alcuni cognomi siciliani, con la loro origine ed etimologia, insomma, il significato il significato dei cognomi. Alcuni dei cognomi che ci sono pervenuti, ad esempio Inzerillo, alcuni repertori di cognomi dove si dà notizia dell'origine del cognome, il significato, eccetera, ritengono che Inzerillo venga dal greco xeros. Xeros è più preceduto dalla parola xeros, che significa secco, arido, è preceduta questa parola da in eufemistico. Io non sono d'accordo, perché l'origine e il significato di Inzerillo sono altri. Se 50 anni fa chiedevate a un contadino di nome Inzerillo come si chiama vostra, quello diceva Inzerillo, e poi dicendo Inzerillo dice Inzerillo. Inzerillo è un diminutivo di Insiro. Che cos'è Insiro? Insiro è una parola ancora viva nel palermitano. Andate a Cimina, 20 miglia di Sicilia, Castelbuono, ovunque, insomma, nell'entroterra palermitano la parola è ancora viva. Insiro è un grosso orcio di terracotta dove tradizionalmente si conservavano vino, olio, cereali, eccetera. E quindi com'è che viene traslato praticamente in cognome? Ecco, Nziro è questo. Nziro viene dall'arabo Nzir, che è grossorcio. Significa che il capostipite degli Inzerilli era uno, come si dice a Palermo, cuito e chino. Cioè era una persona, appunto, che la cui forma fisica, la cui sagoma richiamava quella dell'Onsiro. Cina è un nome catalano, come il nome di tua nonna, Bella. Ecco, i catalani hanno lasciato anche Cina da Ginard, da Eginardo, che significa taglio duro di spada. I miei amici Cina, che io ne ho uno in particolare molto caro, sappiano che loro sono dei tagli di spada molto duri. Giacalone. Il cognome Giacalone nasce da una specie di ghiro nostrano, denebro soprattutto, che si chiama Giacaluni. Cioè, evidentemente il capostipite era una persona un po' sonnacchiosa, addormentata, un po' così, eccetera, e quindi venne chiamato con soprannome, che i nomi sono soprannomi. Sono ingiurie, ecco, venne chiamato appunto per essere così un po' stonato, un po' assonnato, lento nel camminare, Giacalone, come il ghiro. Questo interessa a me, che sì. È Misuraca. Ecco, Misuraca, tu Michela hai un cognome ebraico, la tua famiglia era una famiglia ebrea che mise piede quando venne in Italia, ed era una famiglia diciamo benestante, perché solo gli ebrei che avevano denaro potevano muoversi da un paese all'altro. Il tuo nome Misuraca viene da Mesoraca, che è un comune in provincia di Crotone. Appunto a Mesoraca nel secolo XV c'erano 10 famiglie ebraiche, è documentato, e una di queste è la tua famiglia, e credo che fosse una che si chiamasse Mesoraca, perché non potevano più famiglie adottare perché gli ebrei che venivano in Italia erano invitati ad assumere un nome italiano e smettevano il loro, e qualche famiglia in segno di riconoscenza verso il paese, la città che la ospitava, questa famiglia ebraica, questa famiglia di ebrei.
assumeva il nome della città o del paese. Quindi i Genova, i Messina, i Palermo, i Napoli, i Trapani, Genova, i Catania, sono tutti cognomi ebraici. Adesso un cognome che interessa a te, Russo. Russo è la variante meridionale di Rossi. Noi Russo siamo i signori Rossi del sud. Russo ecco, è un'inciuria praticamente. È una inciuria, perché il nostro capostipite aveva i capelli rossi. Lo sapeva benissimo Tommaso di Lampedusa, che nel suo romanzo Il Gattopardo, dice di uno degli amministratori, uno dei dipendenti del Gattopardo, il principe Fabrizio Salina, ecco, Russo, figlio di un cafone di pelo rosso. Parole testuali di Tommaso di Lampedusa. Quartararo. Lo diciamo per tutti, Quartararo significa fabbricante di quartara. La quartara è una brocca. Serviva in campagna per mettervi l'acqua che si teneva sotto un albero al fresco, piena d'acqua. A quartara si chiamava anche bumulo, che è una parola greca che significa la stessa cosa. Ah, ok. Cuffaro? È fabbricante di coffe, quindi possiamo dire, ecco. Pignataro? Fabbricante di pignate. Padellaro? Fabbricante di padelle. Porcaro? Conduttore, cioè pastore di porci. Ciaramitaro? Ecco, fabbricante di ciaramite, cioè di tegole. Le tegole di terracotta che tradizionalmente servivano per la copertura dei tetti erano chiamate ciaramite, che è un vocabolo greco, significa ceramica, ecco, ciaramita. Bene, come sempre ringraziamo il nostro professor Antonino Russo di essere stato con noi e di averci in qualche modo soddisfatto in quelle che sono le nostre curiosità. Io vi esorto a visitare le nostre pagine per quanto riguarda il sito www.lafinestrasulla.sicilia.com e la pagina di Facebook La Finestra sulla Sicilia. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi esorto a inviarci le vostre curiosità, così io le rimanderò al professore e il professore risponderà. Alla prossima! Con grandissimo piacere, ciao, arrivederci.